al solito in musica questo terzo momento di C'è Scraffin giù per te, ma adesso si fa sul serio, perché abbiamo un ospite speciale che è venuto a trovarci da Putifigari, però lui è un po' cittadino di tutta la Sardegna, di tutte le nostre belle feste. Un applauso per Luca Tilocca. Buonasera a tutti. Luca, sei elegantissimo questa sera. Benvenuto a C'è Scraffin giù per te. Questa è la tua prima volta? O sei stato? Sì, è la prima volta. Ah, bene, siamo contenti. Io sono molto curiosa di sapere che cosa prevede la tua nuova stagione musicale. La mia nuova stagione musicale è all'insegna della musica country. Con la On The Road Band. On The Road Band, quindi ti vedremo prossimamente nelle feste con questo progetto dedicato alla musica country. Però tu sei un artista poliedrico, hai fatto tante cose, sei partito dalla strada cantautorale e poi ti sei fermato un bel giorno anche in Corsica, è vero? Un'esperienza magnifica, devo dirti, Credo. perché nasce così. Mio nonno fece la seconda guerra mondiale in Corsica per ben 8 anni. Quando io arrivavo da Genova, perché sono figlio di un immigrato sardo, mio papà faceva il carabiniere, quando mi portava in Sardegna mio nonno diceva: sai che io vedo dalle montagne di Pagliaresu la Corsica, e non gli nascondeva il boccione, perché pensava che quelle ridotte che lui si beveva lo portassero a immaginare la Corsica, però lui ce l'aveva nel cuore, finché mi incuriosì e un giorno partì per la Corsica e trovai lavoro. Ho lavorato 7 anni in Corsica, faccio rivestimenti in pietra. E tu lì hai potuto con la tua arte creare delle belle collaborazioni anche musicali, è vero? Sì. Hai incontrato una formazione Che è Canto Popolo Gorsu, che è un gruppo molto conosciuto in Corsica, insieme a Michele Pioleda, che salutiamo, che è all'ospedale, speriamo si riprenda presto. Sì, certo, gli mandiamo Abbiamo un scritto saluto. questo brano per portare la Sardegna e la Corsica a unirsi, perché sono due sorelle del mare. Quindi questa canzone è intitolata Sorres de Mare e io voglio lasciare questo palcoscenico a Luca Tilocca e ai suoi musicisti per farvela ascoltare questa sera. In questo brano ci sono anche altri ospiti che presenteremo dopo. Adesso ti ascoltiamo. Luca Tilocca. Bella cara sorre mia, isola che a mia in mezzo mare, si mi ponti s'accosta di mirare, mi piena su coro de allegria. Compagnia via che resa mano a ti dare, però chi sormare il diviso losana da braccio forte terra corsicana. Esa belleza surrenas e ondas que las anfaguen ballar en su mare, e suento vi sfrisce dos ponti come carezze di un amante. Sa bellezza che amo in coro
Nasquin forte dei tempos antigos, sempre viene di nostri cultori, che sono nati di tempi lontani. Gaistigros precisa calista, sun guerranos de alture manos, E di nostri canti, nostri voci, campani, siloghi cari. no pa mares, no pa muros, chi la puede nebrimare, no pa limbas, no pa modas, chi la potan a partire. Siamo caindo a sorre serentes, Jesús ammenesi et dindur. Eppure se noi siamo vicini, non ci abbracciare mai. Non c'è mari, non c'è muri, chi ci può non spiegare. Nostri lingui, i nostri usi, non si spigneranno mai. Non dimentichi che se sa bellezza è dentro a te, E chi non cambiassi mai, e chi libertà esisti. no pa mares, no pa muros, chi la puede nebrimare. I nostri lingui, i nostri usi, non si spigneranno mai. Chi la potana mudare. Non si spigneranno mai. Mares, diviso Lusana, abbraccio forte, terra corsicana. Luca Tilocca, Torres de Mare. Complimenti. Grazie. Luca, questa davvero è una canzone straordinaria. Vogliamo presentare i tuoi musicisti? Vai, fallo tu, veloce, Allora, veloce. Giuseppe Usai, Alessandro Foddai, il nostro Giampaolo Zara da Porto Torres, Giuseppe Nocco e Alessandro Cubeddu. Salutiamo anche coloro che ti hanno aiutato a cantare in questa canzone. Ho sentito la voce del tenore. Unta Navona di Orgosolo, Esatto. Canto Popolo Gorsu e poi il nostro Zio Nicola. Zio Nicola, gli Pia. mandiamo un bacio, una voce davvero che racconta la Sardegna in un modo unico e straordinario. Com'è che fa? Non va mares, no va muros, chi las puede nebrimare, No balimbas, e no va modas. chi la potana partire. Bellissima. Luca! Grazie. Grazie ancora. Senti Luca, siediti un po' là, perché ti voglio far conoscere una ospite speciale che questa sera ci vuole portare la voce di Oristano. Lei davvero è la cugina più illustre della nostra Sardegna, la cugina della nostra premier Gioia Meloni. Gioia! Buonasera a lei, signora Maria Giovanni, Benvenuta. e benvenuta a Deva Fustetti. Sono Ma- veramente contenta, ma contenta che sta finendo questa trasmissione. Non ne potevamo più! No, ma perché Ma- dice così? Tra l'altro mi ha mandato Giorgia a mandare i saluti del governo alla chiusura della trasmissione. Grazie soprattutto a lei, ma Grazie. Alessandro Pili che la fa sempre ridere. Alessandro Pili. Perché Alessandro nel suo spettacolo, immagino lo abbia visto in Eia, quando era serata. piccolina veniva sempre Giorgia a seguire Alessandro Pili, rideva tanto.
Rideva tanto, anche se non lo capiva, non lo capiva. Alessandro fa ridere nei suoi spettacoli. Ma lei non lo capiva, si imbriagava